Ciao Cesare! Buongiorno, rassegna stampa, sbrigati. Allora, a rassegna stampa. Dai, va, dammi i soldi. Allora aspetta, c'ho da lavorare. Ma come le tratti? Come le tratti? Allora, aspetta, intanto diciamo che oggi la notizia più importante è questa di Napolitano che Napolitano che ha detto che la Lega non esiste, cioè non esiste, scusa, la Padania non esiste. Arresta Bossi, ma non leggi è un modo, qua. è un modo, non ha arrestato. Di dire, capito? Durissimo intervento, leggi, Vabbè, leggi. Dai, con sta Padania. Meno male l'abbiamo cambiato perché se no andavamo sempre a Berlusconi. Dai, ok. Addirittura le manette, l'ora della domanda, e dove vuole arrivare? Sì, vabbè, leggiamo un altro giornale. Questo non mi piace. Poi il giornale, a tutti lì li leggi. Napolitano minaccia di arrestare Bossi. Ma oggi è importante, Rosario, tutta sta notizia. Caro Presidente, noi decisiamo e te lo dimostro. Ma noi possiamo fare, vabbè, no, non mi piace. Adesso è una cosa leggera. Una cosa leggera su Repubblica, guarda qua. Guarda che dice. Le catene antiscippo nei ristoranti di Roma. Cioè, praticamente. Che vuol dire? Te fanno mangiare? No, tu mangi con la borsa e loro te la legano con la catena, così non te la rubano. Ah, carina questa. Forse il fatto. La battuta, Rosario. Il fatto. Dai, contro la cassa dei nominati, una valanga di firme. Vabbè, questo non mi piace, dai. Poi che c'è? Regioni si guadagna molto, si lavora poco, si studiano gli scogliati. Leggi che dice Napolitano lì, Padania. Contributi, questo è importante per la categoria. Quale? Giornale, chi vende copie e chi ruba i soldi. Io che faccio? Non risponde. Da solo. Zitto. Da solo. Attenzione, arriva la polizia qua. Dai che ci siamo a 1,40. No, 1,40. L'unità, valanga di firme per cambiare. No, questo non mi piace. Leggiamo il foglio che è importante. Che dici? Confessione di una escort. Sono stato a fare in giro con milioni di uomini e donne e non me ne pento affatto. Napolitano, basta con vecchio. Questo è carino. Tarantini torturò, sfruttava le migliori qualità di Berlusconi, fottere gli italiani. Aspetta, piano, non riesco a seguire. Dov'era? Vai. Tarantini. Vabbè, basta. Questo è il foglio di Ferrara. Di Ferrara, sì, un portafoglio pieno che è un foglio vuoto. Nel frattempo i clienti aumentano un attimino che stiamo lavorando, un attimino, anche Mina si scioglie. Vabbè, Scusa, questa è carina, questo non me lo devi prendere. Il banano dimezzato, Rosario. Ti ho fatto uno scherzo, Rosario. Questo è il male, Allora, il banano dimezzato di chi è? Chi è? Berlusconi questo? Sì. Non lo so, questo l'ha detto te, a me non me lo fai te, poi te fai come te pare. Il banano dimezzato! Scusa, questo non me lo fai. Mi è piaciuta sta rassegna, è carina stamattina.